Odis buondì a dos persone, una è un editor che l'altra è l'autore, che poi preoccupato mi pare che l'editor, perché si chiama Emanuele Franz de Audax, che tra l'altro ha sede proprio di Chidondia de Radio. E il personaggio che l'ha scritto, che libri su Chopin, invece è Alessio Screm, che è stato anche nostro collaboratore. Buondì a tutti e due. Buongiorno a tutti. Buondì, benvenuti dentro questi spazi. Fevelini, insomma, ma Alessio faceva una domanda, ma c'è mai un libro su Chopin, un giovane Chiarniel? Beh, se per abbiamo scritto su un sito internet che Chopin fa rima con Screm, no? Ah! No, non è questo il motivo, lei è un autore. Sì, suona bene, ecco. Lei è un autore che è sempre amato, anche perché viene proprio definito il poeta al pianoforte, e io ho sempre coltivato una grande passione per il mondo poetico e letterario, ecco. Quindi è anche un pretesto per festeggiare i 200 anni da nascita che stanno proprio di Friedrich Chopin. Non è nome l'anniversario di Chopin, ma è anche l'anniversario di Schumann e di Pergolesi, ma stando ora, ecco, a me sensibilità, hai preferito trattare in modo leggero, anche romanzato. Esatto, tu mai le scelte di partite storie in maniera romanzata, che chi le curiosità più grandi? Sì, appunto per cercare di fare entrata al clima chopiniano, anche cui calza poco noi di questo autore, che ha un mood per rendi lui partecipe, ecco, anche magari di un'eventuale scoperta successiva attraverso di ascolto che magari un lettore può fare, a posto di che il clima, ecco, che io ho cercato di ricostruire prima parte è proprio un racconto. Ecco, un racconto per far entrare, insomma, l'ascoltatore, il lettore in queste case, in quel che insomma era il clima dall'epoca. Ecco, se tu avessi di contare Chopin in poche parole, perché per il resto la sing in estris ascoltadores compra anche il libro, ci mi contaresti tu questo personaggio? Beh, Chopin è un spirit libero che vicino a altri compositori, vicino a due altri grandi, a Mozart e a Bellini. Bellini era anche suo coetaneo e le muore giovani anche a Bellini, le muore giovani anche a Mozart e anche nel Chopin che le muore a 39 anni. In loro è un istinto musicale che gli porta a non restare in forme precostituite, ma di una grande libertà. Rinsalvadis, insomma. Salvadis, grandi salvadis, come che magari si anche no chiarnieri. Appunto, io non volevo dire, ma te l'ho detto. D'altronde è un polacco, quindi sì, che dopo le là, e là c'è tante fortuna a Parigi, però in lui resta sempre quel senso da campagna, di un mondo intimo. Sarebbe dire insomma anche le musiche popolari come influenza. Sicuro, importantissime, trattando di Chopin, il suo amore anche musicale, che lo trasmette musicalmente, passò grande chiera, pur girando a Vienna, la sua avventura a Parigi, a Londra e di là, l'ha sempre fermamente, ecco, mantenuto il suo spirito polacco. Infatti al dice, anche le ultime parole da sua morte, che vuole proprio essere sepolta zella zola vola, che è il suo paese natale. Ecco, io stavo pensando al fatto che alle librut dentro queste dische che stiamo ascoltando il concerto numero 2 in fa minore, per piano e orchestra opere 21 e si fa vele proprio anche dal Czarnecki che aveva il mestruto, ecco, in che volta, perché a Disney Fines già faceva robe come che stiamo ascoltando. Sì, i due concerti per pianoforte e orchestra li ha scritti prima dei 20 anni, gran parte della sua produzione l'ha scritta prima dei 20 anni e a 20 anni la proprietà l'addio c'è in realtà Savelu a Varsavia, partendo per Parigi e l'antinquintra che grande avventura esistenziale e artistica che lui contraddistingue. Beh, non, Fevelin anche di ispirazione, tu ci hai mutato cominciate interessati anche di critica musicale, Alessio Screm. Beh, io ho fatto sempre studi, ecco, inerenti a musica, studiavo la sua di Canciani, dal maestro Canciani. Di fatto, che ti avvierte volentieri il libro. Volentieri, ecco, all'estante una soddisfazione anche per lui, perché all'estante il primo a svicinarmi a musica classica, mi ha sempre invitato a scrivere, a continuare a studiare, quindi quando la savuri che è il mio progetto, l'ha accettato, ecco, la proposta di scrivere una presentazione, e usnota sarà anche lui presente. Ecco, i veri, Fevelin di Usgnot dice che succede in sale Aiace a Udin, perché sono un po' di personaggi. Sì, a Sis di sera, in sala Aiace, con l'aiuto anche del comune di Udin e di Romano Vecchietti, il direttore della biblioteca Ioppi,
a Sarigno e il mio editore. Così favela come? Ecco, Emanuele Franz, vicino di noi sarà il maestro Giovanni Canciani e Paolo Maurenzi. Dopo io dico, mai di Maurenzi? perché la suta mozartina che io aiuti anche a fare. Ecco, ci sei che ste mozartine, perché è un po' un gruppo interessante. Sì, al merito di essere visitata, è una chiesa museo assolutamente gestita dal maestro, io aiuto come collaboratore al contenente tutta una serie di strumenti musicali a tastiera dall'epoca, va da un organo, l'organo testa dai Prince dal 1600 finta ai pianoforte moderno, sai, gran coda eccetera, quindi al percorso tutta la storia da tastiera, ecco, come strumento, e là anche vari oggetti di pregio, ecco, artistica, merita proprio di essere conosciuto, si può anche su internet, si può rinchiatare interessanti informazioni. Beh, un fevelin con l'editore, manco un momento, perché l'editore è il più preoccupato, al disio, metti basi, Io tu in noi che è una coproduzione questa. Sì. Beh, interessante. Allora, c'è non mai che stessiate di passare musiche classiche, bisogna ammetti che tu sei spartito con le filosofie, dopo tu hai fatto descontes di una persona che era stata in guerra, e come tu arrivi alle musiche? Che stai Audax? C'è vuoi al sé? L'Audax passa da un campo dello scibile a un altro perché considera la cultura come un campo unitario e non Credo sei a Parigi torna fin dal 700 è così, insomma. E poi l'anno è il 200° della nascita di Chopin e ho visto che ci sono tantissime commemorazioni musicali, mentre non è così nel campo editoriale, ci sono scarsissime pubblicazioni quest'anno. Questa è una delle poche, sì, una delle pochissime, almeno in Friuli non ho visto, forse mi è sfuggita qualcosa, ma non ho visto pubblicazioni su Chopin quest'anno, tantissimi concerti, tantissime commemorazioni, incontri, ma pubblicazioni vere e proprie forse no. Io ho pensato invece che fosse intanto un bene e un esempio trovare il connubio fra la letteratura e la musica, che sono due arti che devono viaggiare all'unisono, e poi il fatto che Screm sia giovane credo che sia un esempio appena scremato che sia un esempio anche per tutti i giovani nostri del Friuli. Sai che si parla tanto dei giovani che vanno via. Emanuele, non sta fammi dire robe, non è che tu sei così vecchio. In classe? Siamo classe praticamente 28 bene. anni quest'anno.